Siamo in compagnia di Massimo Mangilli dell'azienda agricola Marchese Massimo Mangilli di Savognano. Gli chiediamo di presentarci la sua azienda, che è una delle più storiche del comune di Povoletto. Buongiorno a tutti. Io inizierò col parlare un po' della mia famiglia. I Mangilli arrivano da Bergamo a metà del Seicento e si insediano a Udine, dove acquistano il palazzo Mangilli, ora dal Torso, in piazza Garibaldi, dando vita ad una fortunata attività di commercio. Alla fine del Settecento acquistano dalla Serenissima le proprietà dell'abbazia di Moggio, marchesato che si estende dal Tarvisiano fino a Grado. Nei periodi estivi si trasferiscono nella residenza di campagna nel comune di Povoletto, dove si dedicano all'agricoltura, concentrando l'attenzione soprattutto alla produzione di vini pregiati, dove emergono Picolit e Verduzzo, che grazie al microclima e alle qualità del terreno delle colline di Savognano del Torre danno vita a vini di qualità eccellenti. Particolare attenzione viene data alla vinificazione del Picolit. Il vino per eccellenza dell'azienda di Massimo Mangilli è il Picolit, anche perché è un vino che ha una sua grande storicità, ma anche il metodo di produzione e di lavorazione è molto particolare. Chiediamo nel dettaglio che ci spieghi come viene vinificato un Picolit. Particolare attenzione viene data alla vinificazione del Picolit, qualità di pregio dell'azienda agricola, della nostra azienda agricola. I grappoli, dopo la raccolta, vengono appesi e fatti appassire su graticci verticali per circa 2 mesi, quindi si arriva all'appassimento e la vinificazione viene fatta a fine dicembre, quando ha raggiunto una gradazione di circa 30 gradi zuccherini. Quindi viene pigiato e il mosto viene posto in recipienti da circa 50 litri, viene posto in ambiente caldo, dove lentamente fermenterà fino alla fine della primavera. Quindi seguono i travasi e l'imbottigliamento verrà fatto non prima del settembre dell'anno successivo. Il Picolit ha questo pregio di avere una produzione non molto, una bassa resa, e questo gli dona le sue caratteristiche di fragranza e di dolcezza. Non ci resta che assaggiare e deliziarci con un ottimo bicchiere di Picolit dell'azienda del Marchese Massimo Mangilli di Savognano del Torre.